E mo da faccio vedere io a zucca. Ciao a tu e stasera facciamo una lasagna che vi faccio perdere la capa. Venite appresso a me che andiamo a preparare insieme. A Zucca a Napoli non è mai stata una cosa di festa. Era un mangiare di tempi difficili, quando a casa non c'era niente e con a Zucca ci campavano tutti quanti. E andiamo in forno. 180 gradi, una mezz'oretta. E mo andiamo a fare pasta alla lasagna. Ma la cucina napolitana è così. Pure la cosa più semplice è la sapere diventare speciale. E allora a Zucca si sono messi insieme con una lasagna, strato dopo strato, senza pressa, come se facevano le cose una volta. Una volta effettuato un bel panetto, pellicola e in frigo una mezz'oretta. Mettiamo a bollire il latte. Andiamo a sciogliere il nostro burro. Andiamo a mettere la farina. Quando vedete che si asciuga un pochino, vi faccio vedere uno dei miei segreti. Prendete il roux e lo andate a mettere tutto quanto nel latte caldo. Una volta che bolle, spegniamo il fuoco e la mettiamo in una bowl di vetro. E mo andiamo a fare la farcia della nostra lasagna. Non è solo una ricetta, è un tempo che ti piglia per stare insieme, il profumo del forno e la tavola apparecchiata, pure se non è festa, perché la lasagna a Napoli quando sta in coppa Sfumatina di vino fuoco, bianco. la festa la portessa. Un girettino d'olio. In pentola. Una volta che abbiamo rosolato ben benino il nostro fondo, ci mettiamo un goccino d'acqua e andiamo a declassare tutti i sapori. Passata la mezz'ora, la zucca dovrà diventare così. Adesso andiamo a spolpare la nostra zucca, in questo modo qua. Sì, ma che se cosa abbiamo aspettare 2 minuti? 2 minuti e la spolpiamo. Una volta arrivata a questa consistenza, io non la frullo, la lascio così. Andiamo a tagliare la nostra pasta. Finita questa qui, le andiamo a bollire in acqua salata bollente. E giù in acqua fredda. Andiamo a raffreddare. Prendiamo la nostra zucca, giù nella besciamella. Un po' di salsiccia sbriciolata, scamorza, parmigiano, come se piovesse. E che profumo, ma ci assaggiamo a crudo. E la chicca è metterci un po' della nostra zucca, così, a ciuffettini. E non facete prucciuso perché da lasagna, quello che ci mettete, quello ci trovate. È a gusto vostro. A così diceva nonno poi. E i nonni sbagliano mai. E mo va giù, in due forno, 180 gradi, a mezz'oretta. Mamma mia, va giù, è cresciuto andare su forno, guardate che va dato. È come sempre. E mamma ci ha sacrificato. Non becca loro, va giù, e che famo. Mamma mia. È buonissima. Mettete like, che io vi metto la ricetta. Ciao, va giù. Mettete like.